E buonasera a tutti gli amici da casa che ci stanno seguendo su Lombardia TV. Che calcio che fa, la terza puntata di questo inizio 2019. Gli argomenti sono sempre più o meno i soliti che noi dibattiamo quotidianamente, riguardano appunto la squadra al vertice, come la Juventus, i disastri dello spogliatoio dell'Inter, con personaggi che potrebbero evitare di introdursi nelle faccende, diciamo, di natura calcistica, i bei percorsi che fanno le squadre italiane, vedi per esempio la Roma, i giovani che stanno venendo fuori, come per esempio Zaniolo stesso, che è un grandissimo giocatore, almeno sta facendo vedere di essere un grandissimo giocatore. Comunque sappiamo che il calcio che fa in realtà è un contenitore dove praticamente si parte da una situazione legata per esempio a ospiti che possono essere sia calcistici e no, e si arriva a parlare tramite il calcio di tantissime altre cose. E devo dire la verità che questa puntata è una puntata che mi piace tantissimo, perché arrivato a un certo punto coniuga due grandissime passioni che sono il calcio e la musica. E quindi non è che adesso parleremo solo di musica, parleremo ovviamente di calcio, però coniugate insieme avremo tanti percorsi che andranno a intersecarsi. Non perdo tempo perché gli ospiti sono tre, sono molto graditi. Partiamo da sinistra con un cantautore ed è Ricky Anelli, eccolo. Ciao Fulvio, ciao a tutti, buonasera. Avete già visto che c'è una sciarpa, i colori sono nerazzurri bergamaschi, quindi già incominciamo a contestualizzare. Si parla di musica, cantautorato, ma anche grandissima passione. Ricky Anelli, cantautore, ex cantante e bassista dell'Isabel Urla, ora è con i Good Samaritans, mi diceva che fa praticamente l'allenatore ma anche la punta di diamante, chiamavano così, con le convocazioni. Nel 2013 vincitore della targa Repubblica.it con il brano Svuota Tutto del premio De André 2013. Nel 2014 firma un contratto con la casa discografica La SAR Records, storica etichetta discografica milanese, e nel 2014 vince il premio Ana Capri Bruno Lauzi, canzone d'autore con il brano Una mattina che vale, primo posto assoluto e targa SIAE come migliore autore emergente. Insomma, abbiamo già delle ottime credenziali. Altre ottime credenziali ce l'ha invece un personaggio che è alla ribalta da un punto di vista organizzativo negli anni, da un bel po' di decenni, possiamo dire, secoli, no, direi proprio di no. Abbiamo il piacere di avere qui il promoter Riccia Mirella. Buonasera a tutti, puoi dire anche secolo perché ho cominciato il secolo scorso, quindi siamo a cavallo di 2 secoli. Sapevo, siccome noi ci becchiamo un po' sui social, quindi scherziamo sì, un po' da questo punto di vista, sapevo che avresti raccolto la provocazione. Comunque Riccia Mirella, promoter, DJ, comunicatore, talent scout, operatore, organizzatore di eventi, dice in circolazione nell'ambiente pop dai primi anni 70, quindi insomma ne abbiamo viste di cose belle, esatto, negli anni 70. Ma anche brutte, anche, non sono tutte... sì, però vabbè, dai. Ha lavorato con Vasco Rossi, ma anche Ramazzotti, Pule, Ormi, Orietta Berti, Nomadi, Stadio e molti altri ancora, e adesso anche con il nostro Ricky Anelli, mi sembra di capire, ecco. A ciliegina di questo contorno, di questi due primi personaggi, è un po' una sorpresa perché non era stato annunciato, ma mi fa un grandissimo piacere perché ci troviamo di fronte a un totem della musica leggera e della discografia italiana. Ho il piacere di presenziare, di nominare ovviamente Robby Matano come un grandissimo ospite. Eccolo qua. Grazie, mi sento un po' in mezzo ai nemici perché sono romanista, quindi c'è una questione. Però Robby Matano, allora, Robby Matano è un discografico, ma innanzitutto musicista. Inizia negli anni 50 con il gruppo I Campioni, dove mi sembra c'è Tony Dallara, dove c'è Fausto Papetti, e poi nei primi anni 60, dal 64 al 66, Lucio Battisti. Insomma, questo è il gruppo che si forma in quel periodo storico che, tra parentesi, ha creato tantissima musica a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, e poi proseguendo negli anni, diventando però discografico con Celentano, Mina, insomma ci sono stati tantissimi autori. Qual è, diciamo, il personaggio a cui sei più legato del passato, nella storia, diciamo, musicale? Sarebbe molto facile dire Lucio Battisti, perché l'ho prodotto io, quindi nessuno lo dice, ma sono stato io che l'ho prodotto per primo, quindi. Però quello a cui sono legato da una grande
amicizia è Gino Paoli, con cui ho collaborato per circa 8 anni. Siamo rimasti molto legati. E in quale periodo questo? Il periodo sempre degli anni 60? Il periodo o più che avanti? va dal 78 all'88. Ok. Sì, perché poi per anni abbiamo continuato a vederci, a fare anche delle cose assieme, al punto che poi alla nostra veneranda età abbiamo preso un disco d'oro con una canzone dedicata ai bambini, Ho capito, vabbè. in duetto. Duetto. Vabbè, insomma, dopo, vabbè, visto che siamo qua, domando subito, qual è la cosa più bella, visto che ci sono stati tanti ruoli, no, in questi anni di carriera, suonare su un palco, produrre dei giovani, essere discografico o promuovere appunto un'attività musicale? Ma è chiaro che le esperienze con tutti gli anni che ho fatto ce ne sono tantissime. Per esempio, una di quelle che più mi è rimasta impressa è stata quella di fare una serata insieme a Sammy Davis Jr. Caspita. Quindi dopo quello, Vabbè. cosa devo dire? Uno dei più importanti crooner della storia Sì. swing americana, Esatto. insomma, quindi fantastico. Va bene, adesso abbiamo fatto questo piccolo preambolo di natura musicale, ma avremo tantissime incursioni da questo punto di vista, anche perché poi lì a sinistra vedo che c'è una chitarra appoggiata sul tavolo, quindi dopo sentiremo ovviamente Ricky Anelli da questo punto di vista. Iniziamo allora questa piccola cavalcata attraverso vari argomenti. E siccome appunto avevo incentrato su una sorta di contrapposizione tra i nostri due ospiti, Richard Minella e Ricky Anelli, tutti e due bergamaschi, sostenitori bergamaschi, ma uno molto di più e l'altro secondariamente bergamasco ma primariamente juventino, la prima slide è proprio questa, vediamo. Eccola. Ce la farà la Juventus? Questa è una domandina veloce, subito abbiamo tanti argomenti, quindi diamo una risposta. Insomma, questo uomo della provenienza, Richard, arrivato a un certo punto, sarà l'uomo che potrà effettivamente fare il salto di qualità? Mi sembra che forse neanche la Juve avesse bisogno di farlo, però essere sul pezzo in qualche modo, credo che lui sia riuscito in qualche modo a portare avanti questo discorso, insomma. Indubbiamente Ronaldo è un uomo importante ed è un giocatore forse se non il numero 1, il numero 2 al mondo, però non credo che sia l'uomo solo, il singolo in questo caso Ronaldo, che fa la differenza. Qui ci vuole tutta la squadra e speriamo che sorregga questa, che tenga duro, perché ultimamente la trovo debole, la trovo fragile emotivamente. Nei momenti in cui conta la presenza non tanto fisica quanto mentale. Lui questo non è, visto che ha vinto 5 Champions, 4 con il Real Madrid e una con il Manchester, arrivato a un certo punto dovrebbe essere uno che già automaticamente trasmette queste situazioni, perché abituato a queste grandi platee, questi grandi eventi, dovrebbe trascinare, no? Ricordiamo che Ronaldo è uno degli 11, se non è supportato dal morale della squadra, se non è supportato dalla squadra, difficilmente, però speriamo che sia l'anno giusto. Attenzione, Ronaldo fa la differenza ovviamente, e abbiamo visto che in campionato la differenza effettivamente la fa. Ne sa qualcosa l'Atalanta, giusto? Ecco, intanto negli ultimi minuti ha ribaltato una partita che sembrava compromessa, fa la differenza, speriamo che anche in campo internazionale la possa fare nello stesso modo. Vabbè, sempre quindi stai sfiammando la responsabilità sì. di Cristiano Ronaldo, dando la responsabilità anche a tutto il resto della squadra. È un modo per toccarsi anche questo. Bene, va bene. Allora, tirato in ballo un attimo l'Atalanta, no? E quindi a questo punto l'Atalanta sta facendo molto bene, è la sorpresa degli ultimi 3 anni, è una sorpresa legata sia alla società in sé, stadio nuovo, vivaio che sta spaccando in tutti i sensi con tantissimi giocatori che vende ogni anno, quindi fa ottime plusvalenze, e un allenatore che è riuscito a far valorizzare questi uomini, ma mi sembra anche, oltre a dare un gioco, anche integrando dei giocatori di qualità, da Ilicic a Papu Gomez che c'era già, lo stesso Zapata che vabbè è un giocatore forte fisicamente ma anche dotato tecnicamente. La slide numero 2 la vediamo, in qualche modo ti
considera da questo punto di vista, ed è questa, il miracolo Atalanta. Chi è l'artefice? Ovvio che può essere il presidente da un punto di vista organizzativo e strutturale, ma ovviamente dall'altra parte ci sono stati Colantuono, altri tecnici, Conte nel passato. Alla fine della fiera Gasperini è quello che proprio ha dato il là a questo miglioramento. Beh, io sono d'accordo, chiaramente il presidente fa tanto perché c'è una potenza interessante. Il Gasp in questa cosa qua è un po' il nostro eroe, perché nel senso sa soprattutto valorizzare i giovani, e questo è l'anima pulsante della nostra squadra. La valorizzazione dei giovani per noi è fondamentale, anche perché senza fare spese fuori di testa, come per esempio i nostri amici milelliani hanno fatto, non abbiamo acquistato nessun nome gigante, però continuiamo lavorando su quello che abbiamo e facendo il bene del team in questo. Beh, vabbè, insomma, questa indubbiamente l'Atalanta sta facendo, anche perché il fatto stesso per esempio dello stadio è una cosa molto importante, perché lo stadio porta ricchezza, sì. Porta aggregazione, quindi fa crescere anche nel territorio la movimentazione delle persone, no? Quindi... Io sono stato a Reggio Emilia l'estate scorsa. Effettivamente invece noi per stare alle Trite Azzurre per noi è un altro legame. Indubbiamente per il tifoso stesso essere a Bergamo e non essere a Reggio Emilia è diverso. Certo. Anche per l'Europa è fondamentale questo, certo, stare nelle prime 6 in campionato. Poi l'Europa secondo me non deve essere tanto un colpo di fortuna, ma deve essere l'obiettivo di inizio stagione da subito. Vabbè, insomma, l'Atalanta comunque è una bella sorpresa, fa piacere, anche perché poi in questo momento storico dove la Juventus sta cannibalizzando il campionato, sapere che comunque ci sono delle realtà che crescono è positivo, proprio per tutto il movimento e anche lo spettacolo. Andiamo sulla terza slide. Io non entro nel merito con il romanista Robby Mattano di queste cose, le lasciamo a loro due, mentre invece mi piace rivolgere questa slide a Robby Mattano. Eccolo qua, calcio e musica si stanno evolvendo in qualche modo, ecco, quindi oppure no, ecco, diciamo, infatti non è un caso che questa slide riporti per esempio alla parte di sinistra una bellissima Gibson semiacustica jazz degli anni 50-60 e un pallone con i famosi esagomi di una volta ormai consunti, e dall'altra parte una chitarra veniristica e con il pallone ufficiale del campionato di calcio della Serie A. Questa situazione in cui tutti pensano ai soldi, insomma c'è una lievitazione di tantissime, una professionalità anche notevole, però fa perdere qualcosa a livello di passione, quindi è evoluzione oppure no, sia in un campo che nell'altro? Domando appunto a Robby Mattano per ciò che riguarda appunto la musica ma anche il calcio. Ma io penso che sia più una moda che non un'evoluzione riguardo... Questo per la musica, stai dicendo? Dici per no, una questione... parlo del calcio unito alla musica. Tutte e due. Cioè, penso che sia un momento dove vedo innanzitutto che tante donne che si occupano di calcio, cioè, intendiamoci, non sto dicendo altro che questo, nulla da vedere, non c'è nessuna critica, è solamente un'osservazione, per cui le donne comunque in un certo modo danno una piccola impressione di una cosa un po' più piacevole, sì, che non le solite liti, le solite discussioni. E quindi questo porta anche a parlare, a rivolgersi un po' alla musica. Questa è la mia idea, un po'. Insomma, quindi comunque c'è un'accelerazione in generale, coinvolgimento anche della parte femminile. Sì, il calcio c'è sì, tantissimo ormai, tantissimi tifosi, tifose donne che veramente stanno seguendo tantissimo, oltre al fatto che il calcio femminile sta crescendo per esempio tantissimo da questo punto di vista. Un ragionamento velocissimo anche da parte di Richard riguardo a questo, e anche un pensiero su Sanremo, dell'ultimo Sanremo. So che Robby non l'ha visto, quindi sapere sia da te che da Ricky il pensiero riguardo appunto all'evoluzione del calcio e della musica, no, ovviamente a braccetto, però sono due settori di passione, e una piccola considerazione su Sanremo. Dunque Sanremo quest'anno, a differenza degli altri anni, ho dovuto vederlo perché ero in qualche modo coinvolto emozionalmente, avevo un gruppo che avevo prodotto anni fa
e che quest'anno è arrivato a Sanremo e ha fatto la sua bella figura, arrivando quasi ultimo. Comunque sono fortissimi. Non si può dire che le canzoni siano meglio o peggio degli altri anni, sono diverse, cioè non possiamo trasmettere ancora le colline sono in fiore o una lacrima sul viso. I tempi sono cambiati, dobbiamo stare in sintonia con i tempi e capire, cercare di capire se le canzoni possono avere diciamo quel quid in più. Io quest'anno avevo i Zen Circus in gara, mi sono piaciuti molto, mi ha meravigliato molto tra parentesi l'ignoranza dei giornalisti dicendo questi nuovi da dove sbucano. I Zen Circus è da 20 anni che sono in circolazione. Io ho prodotto il primo disco nel 2001 e siamo nel 2019. Sono arrivati a Sanremo dopo 20 anni di carriera, di gavetta, riempiono gli stadi, forse gli stadi no, però i palasport li riempiono. Quindi dovrebbero i giornalisti che parlano di musica dovrebbero informarsi un attimo prima di criticare. Questo è grave, ovviamente, indubbiamente, sì, per gli operatori del settore. Esattamente, tant'è vero che poi si è avuta quella scena penosa in sala stampa che vabbè ormai è di dominio pubblico. Intendi come votazione? Oppure no, come critiche ci sono stati degli nei confronti del volo. Esattamente, cioè un artista può piacere o non piacere, però il giornalista ovviamente deve essere super partes, certo, deve giudicare quello che vede, quello che sente. E su questo non è molto semplice. Ecco, per quanto riguarda il calcio, mi lego al discorso del maestro Matano prima, che parla di donne. Probabilmente lui intendeva due persone in particolare, la tua amica Wanda, che sta diciamo un po' compromettendo la carriera di chi sappiamo. Dipende dai punti di vista. Va bene. E poi l'altra sera mi ha obbligato a vedere la partita della Roma contro il Porto, a casa sua mi ha obbligato il maestro, no, tu stai qua a vedere il Porto. Ma hai visto qualcosa di bello? Ho visto, no, tu hai sofferto un tempo e mezzo, e nel tempo e mezzo che ha sofferto, per compensare la sofferenza, mi parlava della mamma di Zaniolo, quindi ho capito. Vedi un po' tu. Posso avere la parola? Puoi avere la parola. Allora, ti comunico che l'altra sera ho visto una partita meravigliosa, perché ho visto finalmente una squadra italiana con 6 giocatori italiani. Va bene? Sì, vabbè, questo è vero, questo è vero. Diamo atto di questo alla Roma e al maestro. Positivo, perché allora vuol dire che sta crescendo il movimento, stanno parlando molto bene. Ho gestito Beccalossi, che lui segue l'Under 19 e dice ci sono tantissimi giovani, quindi non è vero che poi siamo ridotti così male. La nazionale con Mancini sta facendo abbastanza bene. Sentiamo invece il ragionamento da parte di Ricky riguardo appunto questo stato attuale del calcio, se può essere in qualche modo accostato anche alla musica come periodo storico, e poi una piccola considerazione di Sanremo, visto che lui è un cantautore, quindi si slega un po', almeno può partecipare a Sanremo tipo alla Cristicchi, però la tendenza adesso è di andare da un'altra parte. Infatti poi mi riaggancio proprio a questo. Nella slide che abbiamo visto prima, io per esempio preferisco molto di più la 175 che c'era di là, perché mi piace, non tanto perché io sia legato a una musica che viene dichiarata vecchia, ma perché penso che era un po' più sana forse il concetto della libertà compositiva in quegli anni lì, mentre invece preferisco molto di più quell'altro pallone, quello più avveniristico se vogliamo dire, perché a me attualmente il calcio piace. Soprattutto forse a me va perché sei giovane. Sono giovane più che altro perché sono atalantino, forse per quello. Mentre per quella sciarpa, vediamo questa qua lo porti sul palco questa? Molto spesso la porto sul palco, poi ho anche sempre le mie magliette dentro, una me l'ha regalata German Dennis in persona, poi ti racconto perché. Ecco, no, penso di no, perché di German Dennis ho un particolare ricordo, il gol di testa che faceva sempre all'Inter, e quindi questa è la cosa, quindi direi di lasciar perdere. Siamo diventati poi amici, lui è diventato un mio fan e quindi è stato uno scambio reciproco molto bello. Io gli ho regalato il disco, lui mi ha dato la maglia. Bello. Per quanto riguarda il calcio femminile non posso che essere anche lì entusiasta dello sviluppo, anche se siamo sempre un po' indietro, ma se pensi negli anni dove non c'era e adesso c'è. In particolare sono anche lì tifoso dell'Atalanta, che si chiama Atalanta Mozzanica, che è la sede Mozzanica vicino dove abito io. Per questa squadra io ho scritto addirittura l'inno, perciò la mia è una cosa... Sei proprio stato coinvolto direttamente. È un parallelismo interessante tra maschi e femmine e mi piace non farne differenza, anche se chiederei in diretta adesso a Percassi di fare qualcosa di più per l'Atalanta Mozzanica, perché abbiamo bisogno di... È in Serie A.
di aiuto. È in Serie A, sì. Diciamo che la Juve rispetto a noi è un attimino, non voglio dire gestita meglio, è un pochino più generosa nei confronti. È terza l'Atalanta o seconda? In questo momento qua forse, sì, no, è seconda e sì. terzo il Milan, ma sono tutti nel giro di 2 punti. E comunque anche lì c'è la Juve in vetta, perciò dobbiamo un attimino cercare di essere più ve la forti. giocate, in fondo ve la giocate. Sì. Va bene, passiamo allora invece, parlando sempre di calcio a questo punto, se questi 3 personaggi nella slide numero 4 possono creare dei problemi o dei danni. Vediamo, ecco qua, l'hai tirato in ballo prima, no? E quindi abbiamo per esempio 3 tipologie. A sinistra Nainggolan, tatuato, è proprio il prototipo del calciatore di adesso, calciatore però con dei connotati un po' estremi per la vita fuori che fa. Dall'altra parte al centro, anzi vediamo appunto una procuratrice che sta cercando di trovare una sua strada, ovviamente per sé e anche per il suo assistito, e poi dall'altra parte, mi dispiace Richard, ma io tiro fuori anche questo personaggio molto importante, il presidente Andrea Agnelli della Juventus, in quanto è il presidente dell'associazione delle squadre di calcio dell'UEFA, e che quindi arrivato a un certo punto monitorano la situazione, ma anche decretano l'evoluzione del calcio a livello proprio strutturale, e tra 3 o 4 anni, adesso non mi ricordo più, ci sarà un Champions che sarà in realtà creata non più dei gironcini ma dei gironi molto importanti, non saranno più 8 gironi da 4 squadre ma saranno 4 gironi da 8 squadre. Supercampionato. Quindi non è proprio la Superliga, ma è un passo che va in quella direzione. Allora, quindi è un danno o non un danno? Una donna procuratrice, non inteso come donna, assolutamente, che qua altrimenti ci tiriamo gli strali delle donne, che non c'entra niente, però con il suo comportamento. E dall'altra parte un calciatore che fa qualcosa, c'è sempre stato il calciatore un po' estremo, che faceva delle cose troppo sopra le righe, però arrivato a un certo punto in un calcio molto professionale, dove la parte fisica è molto importante, questi 3 personaggi, volendo, io parto dalla posizione più ottimistica possibile, possono fare dei danni. Sinteticamente sceglietene uno e ditemi per quale motivo fa più danno rispetto agli altri. Iniziamo da Ricky. Ma io ti dico solo questo, guarda, penso che ci sia un'inversione di rotta tra quella che è la figura del musicista storico e quella del calciatore attuale. È interessante pensare che una volta quelli tatuati, che sembravano, come si diceva una volta, avanzi di galera, io stesso sono tatuato, adesso i musicisti cominciano a tatuarsi sempre meno, anche perché si sa che Fedez e così sono quelli che portano avanti il tatuaggio, mentre una volta era per la rockstar il tatuaggio, no? Certo. E il calciatore diventa più rockstar. Idem nel comportamento, già dai tempi del nostro Marione Balotelli, il comportamento sbagliato che si aveva anche fuori dallo spogliatoio era tipico di una rockstar, non di un calciatore. Quindi io non scelgo niente in particolare, dico solo che mi sembra un po' strana l'inversione di marcia che c'è tra la rockstar che quindi oggi fa yoga, sì, oggi la rockstar fa yoga, sì, non si droga, non beve, è salutista, e il calciatore diventa un po' estremo. Questo è un po' strano. Beh, questo non è male, questo accostamento. Sentiamo invece Robby Mattano riguardo a questo. Quale di questi 3 non sceglieresti che possono far danni? Uno di questi personaggi? Io non parlo di danni, comunque non sono d'accordo con Andrea Agnelli, perché secondo me ucciderebbe molto il campionato nazionale, perché si ridurrebbero le possibilità per i giovani, secondo me, sì. Se si fa un campionato europeo così sono 16, sono 14 partite più le eliminatorie successive. Quindi io non sono molto d'accordo. Molto d'accordo su cosa. Mentre invece vediamo se Richard va a prendere per esempio Vandanara oppure... No, io sono fermo per questioni anagrafiche al calciatore estroso, ma a livello di Meroni o di l'allenatore Atalanta, come si chiamava, che ha una certa... quello che è morto. Mondonico, sai, anche Maradona, Sivori volendo. Vendrame. Ecco, estrosi però in campo erano calciatori. Sì. Mi piacevano la loro estrosità, davano quel tot di... E quindi però non lo rivedi in Nainggolan? No, Nainggolan e quelli come lui, diciamo che condizionano un po' anche l'ambiente e lo spogliatoio della squadra. Meroni era un personaggio fuori, in campo era
un vero giocatore. Sivori è un personaggio, ma in campo era... Quali scegli? Dei tre, diciamo, che fa più danni, dei tre? A questo punto direi proprio i giocatori, non proprio Nainggolan, ma i giocatori tipo Nainggolan. Una tipologia, sì. non è Nainggolan, qua per carità, Esatto. non vogliamo dare la croce addosso a nessuno. Va bene, allora a questo punto vediamo quanto manca alla fine della prima parte. Mancano appunto 5 minuti, però potremmo iniziare anzi sentiamo a questo punto in questi 5 minuti acusticamente. Prendo la chitarra. Giusto? Certo, volentieri. Allora vuoi in qualche modo presentare il tuo brano che si intitola Sì, Usa sì. bene le parole in un momento di rapper. Esatto, Credo che usa bene le parole, ma direi soprattutto usa bene la chitarra e la musica, accostandola con delle buone parole. Esatto, che vuol dire anche usa bene il tuo pallone, eventualmente possiamo dire che siamo fa così. Usa bene le parole, ti potrebbero servire, soprattutto quando è tardi e ti sembra di impazzire con il vuoto dentro il cuore. Le parole sono sante, sono vittime e innocenti, o mendaci o avvelenate, anche armi contundenti per far spazio fra la gente. E ogni lingua ha la sua storia, è un segreto inconfessato, e aver cura della forma è rispetto per l'amore, per chi c'è, per chi c'è stato. E la chitarra è mia sorella, è una scelta complicata che mi ha reso più sensibile alla vita, ma comunque mette voglia di far festa, e l'unione con un testo rende tutto straordinario, e mi risulta un po' difficile pensare che un alieno possa avere tutto questo, e le parole sono spesso un aiuto per la svolta, che se vuoi puoi ripartire ogni giorno come il primo, e così ti trovi nuovo. Scegli il codice migliore per poterle coltivare, e siccome sono tante e potrebbero far male, usa bene le parole. Beh, applauso, L'applauso. Grazie. Un applauso non doveroso, ma veramente di cuore, perché sentire una voce molto bella e una chitarra, una bellissima chitarra acustica suonata molto bene, questo riempie il cuore a fronte appunto di certe musiche che in qualche modo invece non esistono, ma anzi certe modalità, insomma, di canzoni e di suoni che invece ammazzano l'ascolto. Ricordiamo che questa era la canzone che era presa dal CD, Usa bene le parole, sì, che è questo, quindi sempre di Ricky Anelli, del 2000 Ma è recente, 2017. 2017. Ne sto preparando uno nuovo adesso, compatibilmente con gli impegni del mio studio, delle mie produzioni, le produzioni che faccio per altri. Tra parentesi, questa chitarra ha sulla... Sempre. Vediamo in alto, sulla, come si chiama? Così. La patella? La paletta. La paletta ha un bellissimo simbolo che è la dea bergamasca atalantina. È l'adesivo della Pisani. Io vorrei far notare invece che ho sempre il colletto tricolore. Va bene, allora mi fai anche ricordare che in questo momento, così ti stoppo tranquillamente da questo punto di vista, che andiamo un attimo con una piccola pausa pubblicitaria.
Eccoci, dopo pochi secondi di pubblicità e riprendiamo quindi Che calcio che fa con una seconda parte e facciamo quel piccolo giochino che riguardava l'accostamento di campioni sia della musica che ovviamente del calcio, visto che questa è una puntata che riesce a coniugare sia l'uno che l'altro. Allora andiamo con la slide numero 5, vediamo un attimo chi è quest'uomo, guardatelo, se Bob Dylan fosse stato un calciatore, che calciatore sarebbe stato? Chi sarebbe stato? No? Quindi andiamo allora subito da Roby Matano, no? Vediamo, quindi lui nacque diciamo da un punto di vista commerciale, Bob Dylan all'inizio degli anni 60. Che calciatore poteva essere, diciamo, come tipologia, no? Quindi un campione, un campionissimo? Ma io ho visto Dylan nascere praticamente, ho ascoltato le prime canzoni e quindi mi sono subito immediatamente innamorato di questo che aveva un modo di scrivere completamente nuovo per quello che erano i tempi. I temi e quindi per me uno come lui poteva essere Sivori. Ah, caspita. Sì, pensavo a Pelé, pensavo che potesse invece Sivori perché comunque era uno a cui aveva comunque il gusto della finta, il gusto della Veronica. Era imprevedibile. Sentiamo invece gli altri due, siamo Richard. Secondo me per la continuità e per il fatto di essere sempre sulla cresta dell'onda e per aver dato tanto a se stesso e ovviamente anche agli altri, per la continuità io resterei in Italia e lo paragonerei a Totti. A Totti? È uno che ha dato una continuità e comunque indimenticato ancora nella sua squadra. Sentiamo invece Enrichi, che magari è difficile riuscire ad accostare magari anche ai campioni del passato. Lui indubbiamente Maradona. Certo. Non solo per i capelli, ma anche perché, anche per poi gli scandali li ha avuti anche Dylan, uguali più o meno simili tra l'altro a quelli che ha avuto Maradona, ma poi soprattutto anche per la fantasia e l'estro che non aveva nessun altro in quel momento. Sicuramente Maradona. Maradona, ok. Bene, andiamo con la slide invece numero 6. E questi stanno attraversando su un campo, su un prato, e come vi vedete nella foto dell'attraversamento delle strisce di Abbey Road, e quindi abbiamo 6 Beatles, fossero stati invece dei calciatori, inteso come squadra, no? Che squadra, una squadra che rivoluziona la musica negli anni 60, ma in realtà quello che noi sentiamo adesso, non proprio quello che sentiamo adesso in questo momento storico, ma comunque sono tutti figli di quella situazione. Poi è chiaro che loro avevano dei genitori musicali ancora precedenti. Parto da Roby Matano sempre per ciò che riguarda i Beatles, cosa dice? Ma io se devo fare un paragone mi sembrerà un po' strano, ma io ho in mente da sempre un quartetto che si chiamavano i Four Freshmen. Erano 4 musicisti dell'orchestra di St. Kenton che per me dopo quelli sono arrivati i Beatles. Il paragone diciamo che è anche paradossale perché quelli facevano jazz appunto questi no, però comunque per me lo stesso livello è questo qui, cioè, questi erano degli innovatori. Ecco, ma calcisticamente i Beatles possono essere avvicinati a una squadra di calcio che ha fatto la storia del calcio? Non so, pensare all'Olanda di Cruyff per esempio. No, io penso la squadra che mi ha entusiasmato è stata l'Olanda. Parliamo del 65-66 mi pare. Inizio anni 70. E facevano, a quell'epoca da noi c'era il catenaccio. Sì. Vi ricordate, no? Certo, le barricate. E l'Olanda faceva un calcio totale, certo, bellissimo. Quindi per me è l'Olanda, ok. Infatti immaginavo, vediamo se Richard è d'accordo su questo oppure no. Parlando di Beatles mi apre un mondo perché io ho cominciato proprio con i Beatles nel 63-64, quindi mi hanno aperto un mondo loro, certo, e effettivamente l'Olanda ha molti riscontri con questa cosa, addirittura direi Rijkaard, Van Basten e Gullit più, non so, mettici un altro giocatore olandese,
potrebbero essere i Beatles. Quindi un mix di quei campioni lì. Di da quei quel punto campioni di vista. potrebbe essere i Beatles calcistici. Ecco, allora, visto che siamo qua, prima di andare da Ricky, John Lennon e Paul McCartney, quali olandesi possono essere? Non lo so perché non erano molto appassionati di calcio. Beh, io sono per Paul McCartney, quindi direi Johan Cruyff, perché mi piace da matti Johan Cruyff, quindi sono un McCarthyano anch'io, ovviamente. Io sono un Beatlesiano a 362 gradi, però un po' più per però Paul McCartney, molto più anch'io. per Paul McCartney. Quindi John Lennon, non saprei dirti esattamente chi fosse. Ecco, come estosità John Lennon, diciamo un Gullit, ecco. Potrebbe essere ecco, giusto, sì, potrebbe essere un Gullit. come estosità. Sentiamo invece Ricky per ciò che riguarda la squadra, appunto accostabile come glamour e importanza degli anni 60 che erano i Beatles. Invece io ti dico I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. Secondo me è il West Ham. Ah, caspita! Pensavo dicessi Vavassori, Palina e Bertuzzo. No, West Ham United, secondo me è proprio West Ham. Al di là della provenienza che loro lo stopper Vianello. In realtà presi Lo stopper era Rocca allora. Rock. singolarmente, non lo so, forse io vedo più Gullit in George Harrison e magari invece più Paul McCartney, vedo più un Del Piero, invece sempre molto pulito, molto No, però parlavamo di olandesi. di olandesi, ok, perfetto. Degli olandesi. Ci sta. Del famoso trio Gullit, Van Basten e Rijkaard. E Rijkaard, sì. Va bene. Van Basten è sicuramente Paul McCartney, sicuramente. Ok, Adesso adesso George Harrison, più anche tranquillo, sì. Però Van Basten più picchiava posato, mica male. mi piace perché praticamente basta un minimo di discussione parlando di calcio e di musica, vedete cosa può venire fuori da questo punto di vista. Chiedo a Massimo in regia di mettere la slide numero 7. Eccolo, e quindi se fossero stati dei musicisti invece... Suona un telefono. Niente, andiamo avanti, dai. Se fossero stati dei musicisti invece... Ma chi parte? Parte Roby? Messi e Dai. Rolando. Rimettiamo la slide. Messi e Rolando. Ronaldo. Ecco, se fossero stati dei musicisti abbiamo Cristiano Ronaldo e abbiamo Messi, che sono i due personaggi del periodo storico che stiamo vivendo attuale. Incomincia a esserci già un cambiamento perché hanno vinto 5 palloni d'oro tutte e due, 4 e 5 Champions, uno da una parte e uno dall'altra, insomma, quindi a un certo punto sono l'identificazione di questo periodo storico. Quindi Ricky, che è il periodo... Allora Messi, ma parto da Ronaldo, forse CR7? Magari potrebbe essere, non lo so, per la sua popolarità ormai che ha acquisito quasi più mediatica che addirittura calcistica, Elvis addirittura. Mentre Messi non lo so, potrebbe essere magari... Ma facciamo che ti richiamo Dylan in gioco. Allora facciamo CR7 Dylan e Messi invece Donovan. Però mi piace questa scelta di Donovan, ti fa onore, caspita. Candyman, Colors, insomma è un bel accostamento. Sentiamo Richard. Direi Messi per la tranquillità, per il talento. Per l'autocontrollo che ha, direi un Ed Sheeran, che è un nome a livello mondiale adesso ed non dà spazio a gossip, non dà spazio a... Stai vedendo adesso, quindi in questo momento storico. E quindi in questo momento storico chi potrebbe essere invece per Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo potrebbe essere... Uno più costruito, no? Esattamente. Sì, bisogna ammetterlo. Ronaldo dedica molto alla sua figura, alla sua mediaticità, quindi chi potrebbe essere tanti artisti, non so. Un prodotto... Usiamo un paragone un po' troppo estremo. Lady Gaga? Va bene. Vabbè, quindi ben costruito, insomma, ben costruito che raggiunge l'obiettivo. Mentre Messi e Ed Sheeran ci sta bene. Sì, La persona ok. tranquilla. Anche un po' Prince forse potrebbe essere, però più Lady Gaga ci sta di più, vero? Però Prince sapeva suonare, Sì. secondo me questa è la... sa giocare, Sì, per carità. Perché ragazzi la base... Dedica molto, sì. La base è quella, che bisogna essere campioni. Lo vedo un po' più, sai Fulvio, lo vedo un po' più lustrine e paillette per quello che all'inizio Sì, detto Elvis. questo hai ragione, da quel punto di vista lì è vero. E sentiamo invece Roby, più dell'attualità, se ha degli esempi adesso di musica che possono essere accostati al top,
come possono essere Io messi. Ronaldo lo vedo come Julio Iglesias. Quello che è perfetto, bello abbronzato, Sempre tutto così preciso. giusto. E invece Messi nel passato chi potrebbe Messi essere? lo vedo, sono d'accordo con lui, come Donovan. Come Donovan, caspita, è quello che ha svoltato a livello di cantautorato assieme a Bob Dylan, ovviamente. Guarda che stiamo parlando anche a un pubblico di giovani, spieghiamo chi è Donovan. E spiega. È un cantautore degli anni 60-70 che ha avuto un discreto, anzi un ottimo No, successo. un grande successo. Sì, ha avuto un grande successo negli anni 60-70, adesso è ancora, sta Sì, ancora facendo... ancora va però- in giro, sì. Sì, ancora in giro, non ha più il ritorno mediatico di una volta, però è stato un ottimo cantautore e per un certo periodo è stato anche il rivale quasi di Bob Dylan per un certo Esatto, periodo. volevo dire proprio questo, cioè come dicevo prima che mi sono appassionato subito a Dylan, nello stesso periodo c'era anche Donovan che era un po' il rivale inglese Esatto. di Dylan. Che poi in realtà sdoganava proprio anche quel cantautorato che partiva da Woody Guthrie quasi, chitarra, solo e voce e storie in giro per il mondo, no? E quindi vabbè, insomma, bellissimi periodi da quel punto di vista. Un altro gioco, vediamo se abbiamo un attimo di tempo, perché oggi stiamo un po' giocando da un punto di vista proprio musicale. Se vi piace questo piccolo gioco, o siete pronti oppure ci pensate, me le dite dopo, il vostro dream team, diciamo gli 11 di una squadra di calcio ipotetica che possa essere chiaramente collegabile a giocatori del passato ma anche giocatori attuali che per voi rappresentano il non plus ultra, no? Qua per esempio abbiamo tutti, da Matteus, Maradona, Ronaldo, Van Basten, Messi, Pelé, Cruyff, Rivera, Baggio, Cristiano Ronaldo, questo per dire un esempio, no? Quindi vedere un attimo quali possono essere effettivamente i giocatori che vi hanno entusiasmato nella vita, che avete visto magari anche parzialmente, ma che appunto possono comporre questa squadra. Poi possono essere anche tutti atalantini, tutti romanisti e tutti juventini, spero di no però. Allora, Ricky, sei pronto? Sì, devo dirtene 11 veramente. 11 velocissimamente, modulo, prima il modulo. No, il modulo, ma non so collocarli tutti, però in difesa non lo saprei chi scegliere, sicuramente ti potrei citare così. Allora, uno dei miei portieri preferiti è sempre stato Zenga, per esempio. Ok. Difensori c'era Bergomi, per esempio Pietro Paolo Vierkovud. Poi se vi posso nominarti Ramon Diaz, Van Basten, tra l'altro tutti interisti sto nominando, aiuto. Atalanta sicuramente ci sta Bobone, poi ci sta Stromberg, Caniggia e basta, cosa mi mancano? Quanti ne ho nominati? Ho perso il conto. Bene, non arrivi ancora a 11, però diciamo che è un po' disarticolata, però va bene lo stesso. Perché ce ne sono troppi che mi sono piaciuti e tanti fanno un po' lo stesso ruolo, no? Sì, però vabbè, vuol dire che ti piace, insomma, qualcosa che è legato, secondo me, a quello che hai visto e soprattutto all'essere all'infanzia in questa cosa ha perché giocato una parte. Zenga, tu non sei interista, però No. ti è piaciuto come personaggio, Sì, sì. Caniggia e Stromberg che facevano parte di quell'Atalanta di 25 anni fa, fantastica, 30 anni fa quasi ormai. Sentiamo invece Richard, se è già pronto a questa squadra juventina, perché saranno tutti juventini di sicuro. Tutti no, però per 8/11 juventini sì. Vedi. La famosa Italia di Berzot, Rossi, 78. Tardelli, Altobelli, coloriali che magari vinci casomai i mondiali, sai? Sì. Questo era l'11 ideale di tutti i tempi. Non erano tutti juventini quelli del 78, erano più juventini quelli del proviamo a vedere quali. Forse era più dell'82. Sto parlando di quello, sì. 6. Ce n'erano 8. Erano 6. Vediamo. Vogliamo litigare anche Dai. adesso? Abbiamo già litigato anche l'altra sera. Zoff, Bergomi, Scirea. No, Bergomi era interista. No. Sto facendo la formazione. Collovati, Cabrini. Comunque l'Italia di Berzotti, diciamo che era quella che incarna un po' l'11. Quindi personaggi del passato, tipo non so, un Maradona, un Pelé, un Cruyff, non li metteresti dentro? No. Restiamo in Italia. In Italia, ok. Anche se Maradona effettivamente al Napoli e nel Napoli ha fatto la differenza, perché diciamo che non da solo, però comunque ha portato il Napoli per la prima volta a vincere il campionato. Va bene, sentiamo Roby da questo punto di vista se una formazione. Lì è fermo a piedone Manfredini, cosa vuoi che devo dire, sappia? no,
Cos'è che hai detto? Sei fermo Piedone Manfredini, tu sei fermo? Vabbè, 1942, no, più Invece avanti. io vi dico una cosa Sì. che non c'entra niente, perché qui siete tutti interisti, atalantini, juventini. Di tutto un po'. Io sono romanista. Quando sono venuto a Milano i primi anni, perché entrando nei campioni che erano milanesi, Sì. ho dovuto venire a Milano e ho visto un calciatore che si chiama Gianni Rivera. E io mi sono appassionato al Milan in quel periodo lì, andavo a vedere il Milan piuttosto che la Roma. Perché c'era Gianni Quindi Rivera. per me è stato uno dei calciatori che ho amato di più. Un pallone Per quanto d'oro, il primo riguarda pallone d'oro italiano. Sì. Per quanto riguarda i portieri, a me piaceva moltissimo Albertosi. Sì. Poi naturalmente Totti, perché non posso. Ma c'è un calciatore di cui si parla poco, soprattutto nell'82, che era Bruno Conti. Beh no, Bruno Conti è Stato considerato il miglior giocatore del torneo. Esattamente, no, ha avuto la sua grossissima importanza, il polmone della squadra. La tecnica, Di quello- polmone, sì, è un grandissimo. Quello devo darti atto, Conti è stato Grandissimo l'unico giocatore. romanista nel corso dei Sì, però 50 siccome è anni. una persona modesta, una persona Sì. che lontano dalla ribalta, alla luce della ribalta, era un grandissimo campione, è stato veramente il più È grande. arrivato al calcio per caso, fra l'altro, perché lui giocava a baseball, credo. Sì, alla Nella Nettuno. Esatto. Quindi Quindi altri giocatori di questa ipotetica formazione, qualcuno legato. Guarda, allora potrei mettere Van Basten. Sì, effettivamente. Ovviamente. Sì. Poi un altro calciatore che è stato anche quello lì un perno delle squadre, che era Bulgarelli. Sì. ti regalo Rocca, dai. Erano i famosi Rocca. era il famoso periodo dei 10, ogni squadra aveva Sì. il numero 10, Il numero Mazzola, Rivera, Bulgarelli, Giuliano, Corso, Del Sol. Va bene, stiamo scendendo un po', andando troppo a ritroso negli anni. Siamo troppo negli vintage anni. oggi. Allora, prima di fare ultime considerazioni che riguardano il calcio, un piccolo intervento musicale, e quindi mandiamo in onda la canzone di Ricky Anelli, Scegli, e quindi abbiamo un paio di minuti di questo video di 2 anni fa, mi sembra, ecco. Scegli ogni risposta, scegli e poi dillo a voce alta, scegli bene e scegli presto, indipendentemente puoi scegliere, nessuno è al diritto di fermare il libero pensiero, scegli attento, non farti male e cerca di non fare mai del male, lo stolto dà consigli, chi è saggio al limite dà spunti di riflessione. E le parole sono importanti come vitamine, scegli la strada, scegli la via e non guardare troppo indietro anche se sbagli, muoviti al tempo, perdine un po', è la cosa più grande che hai, scegli la strada, scegli la via e non aver paura di sentirti solo mai. Scegli gli amici, sceglili bene e metti in conto che ti servono 3 mani. La selezione verrà da sé, eventualmente ti avanzasse solo il medio. E scegliti un credo, anche politico, un ideale da seguire in ogni istante. Non scegliere l'amore, quello vero, in questo mondo è lui che sceglie te. Scegli la strada, scegli la via e non guardare troppo indietro anche se sbagli. Muoviti al tempo, perdimi un po', è la cosa più grande che hai, scegli la strada, scegli la via e non aver paura.
Beh, insomma, bellissimo, tutti questi strumenti poi più che altro acustici quasi, no? Insomma, abbastanza, non c'è proprio la batteria, il contrabbasso, insomma, bellissimo. Si vede folk, è marcatamente folk. Folk è gente che sa suonare, indubbiamente questa è proprio la base di tutto, però mi sembra di capire che tu tra un po' ci devi lasciare. Ma è bellissimo il fatto che siamo a Crema e non è casuale, perché io suono fra neanche 20 minuti al Disaster, che è il circolo qui vicino. Quindi insomma, vabbè, finita la trasmissione. Vado a piedi e vado, sì. Bene, vabbè, insomma, quindi vabbè, è tornato utile, diciamo, perché noi le nostre trasmissioni le registriamo qui a Crema, a Lombardia TV, e dopo vengono irradiate nelle altre regioni come appunto Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Lazio. Va bene, allora a questo punto qua ci caliamo velocissimamente, abbiamo circa una decina di minuti, parliamo un po' di temi più di attualità, legati ovviamente al prossimo turno calcistico che appunto sarà la 24esima giornata. Abbiamo, se vedete appunto in questa slide, la mia suddivisione a seconda dell'importanza. Vi do una piccola spiegazione. Abbiamo un Atalanta-Milan che rappresenta la partita clou probabilmente, perché l'Atalanta deve riconfermarsi, è comunque vicinissima alla quarta posizione del Milan. Il Milan deve andare a vincere su questo campo che è molto ostico, dove hanno perso ha perso la Juventus, no, ha pareggiato la Juventus, ha perso l'Inter, e quindi insomma ci sono delle grosse difficoltà. Ha anche perso la Juventus. Ha anche perso la Juventus, ovviamente dall'altra parte, in Coppa Italia. Quando? Contro chi, scusa? Appunto. Poi abbiamo le tre partite che sono molto interessanti, perché abbiamo l'Inter-Sampdoria. Sampdoria ha perso contro il Frosinone ed è sempre una squadra molto difficile. L'Inter ha lo tsunami ovviamente di quello che sta succedendo in casa nello spogliatoio. Napoli-Torino, dove il Torino fa sempre più punti fuori casa che in casa. Il Napoli ha avuto un po' una battuta di arresto, e in questo Roma-Bologna dove la Roma deve continuare la sua crescita, la sua lunga rincorsa, ma di fronte a un Bologna che ha un Mihajlovic imbattuto. Poi ci sono 4 partite che rappresentano, se vedete, le squadre di casa sono della serie, diciamo, di centro-bassa classifica, e l'Empoli che è terzultimo. Però quelle di destra sono Lazio, Fiorentina, Sassuolo e Parma, che sono a ridosso della quarta posizione e anche a ridosso della zona Europa League. Quindi abbiamo un Genoa-Lazio, una Spal-Fiorentina. La Fiorentina per esempio ha difficoltà fuori casa, l'Empoli-Sassuolo, dove l'Empoli deve assolutamente fare punti, altrimenti è già stato risucchiato nella lotta per appunto la retrocessione. Il Cagliari, una partita molto a rischio che non ha continuità, è abbastanza rimaneggiato. Poi le ultime 2 partite sono Udinese-Chievo, in cui il Chievo deve fare proprio la partita della vita, della disperazione, per tentare un riaggancio alla penultima posizione a ridosso appunto del Frosinone, e il Juventus-Frosinone che non dovrebbe dare assolutamente problemi alla Juventus, anche se poi la Juventus incontrerà la partita di Coppa in settimana contro l'Atletico Madrid. È una partita molto molto importante, ma magari un pareggio del Frosinone, visto che comunque il Frosinone è andato a Genova a battere la Sampdoria. Siete d'accordo da questo punto di vista come importanza di partite, e quale partita di queste, al di là della vostra appartenenza, vedreste volentieri? Dico a Richard, per esempio, la prima partita che tu vedresti. Effettivamente vedrei volentieri Atalanta-Milan, perché lì si giocano la Coppa, diciamo. L'Atalanta è una squadra in forma in questo momento, nessuno vuole combattere con l'Atalanta perché sa fare veramente male se vuole, e sarà una partita di cartello. Penso che sia proprio una partita da vedere. Sentiamo invece l'Atalantino su questo ragionamento, se Piontek può rappresentare un problema, perché questo giocatore e anche Paquetá hanno un po' cambiato il volto a questo Milan. Hai paura di questi 2 profili oppure no? Ci giochiamo una posizione che è ambita da tutti e 2 sicuramente. Potrebbe essere una paura, ma anche no, fondamentalmente. Noi siamo in una condizione strepitosa, perciò in casa siete molto forti. Siamo anche in casa, quindi io tra l'altro non so se ci posso neanche andare, perché sai, d'inverno per me è un casino andare allo stadio, no? Per la voce così, no? E quindi soffrirò da casa, però penso che non sia un grosso problema. E non puoi neanche urlare. Non posso urlare assolutamente, soprattutto quando giochiamo di sabato. Se poi dopo magari la domenica poi un concerto è impossibile. Difficile che da domenica a lunedì io abbia un concerto. Però può succedere che se giochiamo di sabato poi di domenica c'ho il concerto. Quindi sabato ce li hai sempre di sera, quindi è impossibile. Sabato è difficile anche andarci perché c'ho il concerto di sera, hai ragione.
Sono abbastanza rilassato per questo. Rilassato, beh, insomma, anche se ho un sacco di amici milanisti, quindi il derby è quasi per noi un derby. Sì, ma anche perché poi avete già inanellato delle belle prestazioni, avete già preso degli scalpi importanti, quindi questo da un certo punto di vista vi tranquillizza non è un episodio, perché anche negli anni precedenti l'Atalanta poteva battere l'Inter o chi altri, adesso c'è una continuità di risultati. Esatto, in questo momento siamo forti di una continuità. Come partita vedresti questa adesso, al di là che vedresti questa partita di sicuro, un'altra partita che vorresti vedere? Non ne ho idea, penso forse la Fiorentina. La Fiorentina fuori casa. Sentiamo invece Roby Mattano quale partita vedrebbe da intenditori di calcio, qual è, perché lo sto scoprendo adesso, oltre ad essere un grande intenditore che ovviamente di talenti musicali. Allora io parlo da romanista e egoisticamente vorrei vedere Atalanta-Milan finire 0-0 e la Roma battere il Bologna, così facciamo un passettino avanti. Te ne dico un'altra che non sai. Ha già fatto il suo programmino della domenica, giusto? E quindi sì. questo... Un'altra cosa che non sai, che scopri adesso, è che Roby Mattano ha giocato nelle giovanili della Roma ed è la musica che gli ha portato via una carriera di mediano, perché era un ottimo mediano. Ma io credo che abbia fatto invece meglio, no? Hai ragione. Lo so. Da un'altra parte, no? E quindi ecco, prendiamo, mi dà il là anche di questo. Comunque non giocavo in una squadra Sì. che era una succursale dei ragazzi della Roma. Sì. La Lupa. No, si chiamava Milvia, perché io abitavo a Ponte Milvio. A Ponte Milvio, ovviamente, ho capito. Ecco, invece io volevo sapere una cosa, perché è venuto da me in radio, perché Che Calcio Che Fa non è solo TV, ma è radio, è anche web. Pietruccio Montalbetti già 3 volte è venuto e mi ha sempre raccontato di questo suo incontro, di questa famosa domenica dove c'erano dei provini, lui ha avvicinato questo ragazzo che è un po' timido, che era appunto Lucio Battisti. Quindi lui lo scopre, diciamo, fisicamente prima, o lui, Battisti, già aveva iniziato a suonare nei campioni? Guarda, devo fare una confessione, di persone che hanno scoperto Battisti ne conosco almeno una trentina. Ah, ho capito, bene. Quindi mi ritiro, perché tanto è inutile perché ognuno dice la sua, Sì. per cui ognuno dice che l'ha scoperto, va bene. Probabilmente perché c'è stato un ottimo rapporto tra di loro e quindi poi effettivamente Ma andava a casa sua. certamente. Però non è detto che appunto dal punto di vista musicale... ma la storia probabilmente la racconterò fra un po' di tempo, farò un racconto completo di tutto, visto che ormai ognuno ha scoperto Battisti. Vabbè, a questo punto chiariamo un attimo le cose. Sono tentato di farlo, Sì. non so se lo farò. Vabbè, insomma, Però mi fa sorridere. beh, diciamo che comunque nel caso Battisti ha suonato il tuo gruppo, quindi insomma in quel periodo più che storico lui era diventato un turnista, no? Era uno che comunque suonava nel gruppo e aveva iniziato a muovere i primi passi suonando nel gruppo, no? Quindi il Battisti che dopo diventa famoso e alla fine degli anni 60, no? Quando nel 67 si presenta a Sanremo. Sì. Comunque vabbè. L'importante Attendiamo questo racconto. Hai importante toccato che un nervo tutti- scoperto qui, perché attenzione. ti spiego una cosa molto velocemente. Sì. Quest'anno è stato il 20ennale Sì. della morte di Lucio Purtroppo, Battisti, sì. e io e il maestro Mattano siamo andati a vedere, non so, qualche decina di commemorazioni, ma cioè di esibizioni, palchi, palcoscenici, teatri, dove c'era gente che aveva scoperto Battisti che nemmeno conoscevamo a volte. Cioè tutti hanno commemorato Battisti come il loro amico, il loro scopritore, Ho capito, e vabbè, quindi insomma. diciamo che ha fatto il chitarrista per i campioni e lui l'ha scoperto che è un ragazzino, anzi ha dovuto andare lui dalla mamma a firmare una liberatoria perché era minorenne, si diventava maggiorenne a 21 anni. Quindi Battisti che incontra Pietruccio è in una fase successiva. E allora è una fase evidentemente molto successiva e lui aveva la responsabilità di Battisti per qualche anno, ha avuto la responsabilità anche proprio organizzativa di tutela perché esatto, era ma sai più
Quindi, Vabbè, insomma, vabbè, questo Scusate, c'è una verità oggettiva, Sì. Fulvio, che l'ultimo disco di Pietruccio l'abbiamo prodotto noi comunque, questo si intitola Niente, con la giusto? supervisione di Matano, per Sì, l'altro. sì, niente, con pezzi di Georges Moustaki e poi una canzone fatta con Ricky Gianco, mi sembra, Sì, con I ragazzi, e Cocchi Ponzoni. Cocchi Ponzoni, E Cocchi Ponzoni, vabbè, insomma. arrangiata da Anelli. Ah sì? Ah, quella è stata caspita, arrangiata da bene, lui. bene, bellissimo. Quindi Vedi che il dopo cerchio si chiude. Il cerchio si chiude, vabbè, lo sapevo che siamo più o meno in famiglia, quindi insomma. Vediamo allora un'altra partita che potrebbe essere interessante, l'Inter, no? Quindi Inter, parliamo di questo, voi parlare della Juventus, direi proprio di no, parliamo di Inter, quindi l'Inter può, quindi allora a questo punto, visto che ha comunque dei problemi all'interno del suo spogliatoio, può mantenere questa terza posizione e vedere chi può insidiarla, e quindi alla fine le 4 squadre dovrebbero essere Juventus, Napoli, quelli per la corsa della Champions, l'Inter probabilmente, però c'è questo quarto posto che è molto importante. Allora sentiamo Ricky che probabilmente sponsorizzerà l'Atalanta. Sicuramente, anche perché io nella mia vita sono abbastanza monotematico. Ma ce la potrebbe fare secondo te? Secondo me sì. Ce la può fare? Sì, ce la può fare. Ce la può fare per la Poi, quarta posizione. se poi per l'Inter se passa un po' il momento di Tafferugli, poi secondo me è sempre una grande squadra comunque, questo non lo dico perché sei qui tu. No, come organico sembrerebbe, come organico no? è sempre una grande squadra. Noi siamo abbastanza siamo abbastanza, userò la parola ardenti quasi, siamo infuocati, quindi potremmo anche dare un po' fastidio a chi è in terza posizione. Ecco, invece Robby Matano, per ciò che riguarda... Sono d'accordo con Ricky, ma L'Atalanta però può- l'Inter deve stare molto attenta. Ecco, la Roma, allora a questo punto c'è un conflitto di interessi, quindi la Roma raggiunge la terza posizione, scalza l'Inter e quarta diventa l'Atalanta, oppure l'Inter e il Milan combattono fino all'ultimo nella posizione? Ma io penso che combatteranno tutte e 4, cioè parlo Aspetta anche che la ti do il Lazio. pendolino, aspetta, fai Maurizio Mosca, dai, ti do il pendolino. Fai la cosa. Il pendolone. Bene, qua c'era Maurizio Mosca, famoso uomo del pendolino, No. bellissimo questo, eccolo qua. Cosa ha detto il pendolino? Allora, quindi prima Juve, secondo Napoli, terza Roma. Ma guarda, io non sono superstizioso, No. quindi non credo ai pendolini. Beh, secondo me sarà una lotta a 5. Fammi vedere l'altra mano. Inter, No, è su. Ecco, mettile su le mani. Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta. Ci sono tutte. Bene, sentiamo invece Richard allora. Dunque, sicuramente l'unica cosa che è sicura è che la Juve sarà in Champions, quindi, però l'Inter è da un po' che sta attraversando dei momenti abbastanza così delicati, bisogna che si dia una regolata e capire di che morte vogliono morire, cioè che cosa vogliono fare da grandi questi dell'Inter, perché effettivamente hanno delle... Beh, però si è assestata a livello societario, Sì, la squadra è cresciuta da un punto di vista di organico. Poi è arrivato Marotta, quindi Poi è arrivato Marotta, speriamo che quindi chiuda un occhio su quello che succede, va bene. Vabbè, e quindi gli altri due posti, cosa vedi negli altri due posti? Non saprei, se l'Atalanta comunque si qualifica per la Liga è già un bel risultato. Per l'Europa quindi, League, sì, dici? è già un bel risultato, quindi Sì, gli peccato altri 4 perché- posti lasciamoli agli altri, se si qualifica per la Liga l'Atalanta di Gasperini è già un bel risultato e speriamo che lo faccia con tutti i crismi, non come i giochetti dell'anno scorso del Milan. Ecco, una domanda non è che stata molto... siete due atalantini, quindi sia Ricky che a Richard, questi giocatori tipo Cristante, Gagliardini, Caldara, Petagna, Spinazzola, ce ne sono altri, che sì. Che sì. Questi giocatori che sono venuti fuori negli ultimi 3 anni, venduti molto bene a queste squadre da un certo punto di Anche vista, molto hanno creato- rapidamente. grande plusvalenza, ma al tempo stesso hai visto che alcuni personaggi Hanno difficoltà. non hanno reso. Esatto, Allora, quindi questa cosa è legata a una questione muscolare, penso a Gagliardini che correva come un matto, per esempio nell'Atalanta, e nell'Inter ha problemi proprio anche un po' tecnici, che quindi vuol dire che non riesce a esprimersi completamente, quindi è una questione del giocatore in sé, oppure perché c'era una motivazione in più che gliela poteva dare per esempio Gasperini. Sentiamo l'Atalantino Doc. Secondo me quando stai in un team come il nostro hai un appoggio dei tifosi che è incredibile. Non sto dicendo che gli altri tifosi non siano così, però sto dicendo che noi si sa che il calore del tifoso è molto molto forte
e sicuramente c'è un mister che probabilmente dava qualcosa in più al giocatore rispetto a quello che hanno trovato negli altri club, sicuramente questo, secondo me. Beh, lui lavora molto bene con i giovani, e infatti ha fallito all'Inter perché doveva rendere conto comunque a un gruppo storico che poco a poco doveva essere dismesso, e quindi lui è entrato, a me dispiace perché Gasperini mi piace molto, però è entrato come un elefante in una cristalleria, e quindi lì dentro non potevi azzerare da un momento all'altro i totem. Quindi... Effettivamente Gasperini ha non so che cosa, ma qualcosa in più, un fluido, qualcosa che altri non hanno, perché per esempio ha rigenerato un giocatore che aveva finito e non voleva più nessuno, che era Masiello. Che è adesso Musiello. No, Masiello. Adesso è una colonna portante della difesa Atalanta, ma 3 anni fa non lo voleva più nessuno, aveva finito. Non so come o per quali fatti lo abbia rigenerato. Fa giocare l'Atalanta in una maniera particolare, è un gioco anche che piace, non è un gioco solo difensivo. Palomino è un difensore, ma è bello da vedere. E poi appunto ci sono i nuovi, Mancini, no? Cioè, il giocatore che è già in rampa di lancio per andare in una grande squadra, per esempio. Papu Gomez si è rigenerato nell'Atalanta, ha assunto un ruolo importante. Papu è anche un esempio per tutti quelli giovani che sono, devo dire, perché ha cuore, tecnica, gambe, c'è tutto. Insomma, sì, e poi anche lo stesso Zapata che non ha giocato le prime 3-4 partite finché Gasparini non gli ha trovato la posizione giusta. E poi è esploso così, boom, bellissimo. Petagna che per quanto fosse tronco, diciamo fisicamente, il suo spazio in aria l'ha sempre trovato, i gol li ha sempre fatti. Credo ne abbia fatti 3 quest'anno, tutti e 3 contro l'Atalanta. Combinazione, tutto quello che ha fatto. Insomma. Va bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Io parlerei ancora, avrei avuto modo anche di parlare, vi rinvito quando volete indubbiamente a parlare di calcio e di musica. Mi è piaciuta molto quest'ora di trasmissione, abbiamo potuto approfondire anche altri temi sia di natura calcistica che musicale. Prima di salutarvi proprio uno per uno, andiamo in onda la nostra piccola slide che riguarda invece la nostra iniziativa di natura benefica, che riguarda, settimana scorsa l'abbiamo già lanciato, hashtag Save Turi, che è questo cagnetto che è in gestione a una coppia di miei amici, che è Eleonora e Massimo Brambilla, Save Salvatore Arancino, detto Turi perché l'hanno trovato in Sicilia, e in questo momento è assistito al rifugio miletta.org, quindi a Grate Contubria, quindi 346 31 32 222, quindi se qualcuno vuole seguire questo giovane cagnetto molto simpatico, anche vivace indubbiamente, Save Turi, quindi ricordatevi hashtag Save Turi. L'altra cosa invece riguarda il pannello delle nostre attività di Che Calcio Che Fa, quindi abbiamo in TV ovviamente qua Lombardia TV venerdì alle 21 e sabato alle 18 in replica, in radio su Silvio Music Radio lunedì alle ore 15 e sul web con checalciochefa.com, e l'altro sito, diciamo, che in qualche modo assimila tutte le varie attività, le news, checalciochefa.it. Io quindi a questo punto saluto il cantautore Ricky Anelli. Ciao ragazzi, Fulvio, grazie ancora, è stato un piacere. Dai, veloce, prendi la chitarra che devi schizzare, mi raccomando, piano. Grazie ancora e tanti auguri per la tua attività, non solo Dea ma indubbiamente musicale, e quindi viva la musica. Saluto Richard Milella. Ce la faremo quest'anno? Questo lo domandavo a te. Ce la faremo quest'anno? Ma io, guarda, tutto sommato te lo auguro, dai, una volta tanto, dai, cerchiamo, però in alto i cuori a livello calcistico per tutto il calcio italiano. E poi saluto veramente il piacere di aver avuto il maestro Robby Mattano qui davanti. Grazie. Va bene, grazie a voi, mi raccomando, tanto calcio, a settimana prossima con Che Calcio Che Fa. Ciao. Ciao a tutti.